Bentornati amici di Matto Scacco in questo nuovo video, spero che stiate bene. Qui è arrivato il frescolino, si sta un po' meglio e finalmente è arrivato anche settembre. Quando c'è l'estate vogliamo l'inverno, quando c'è l'inverno vogliamo l'estate. L'essere umano è fatto così. Oggi voglio sorprendervi mostrandovi questa partita che credo che abbia qualcosa di spettacolare. Vi avviso che sono soltanto 11 mosse, quindi è una iper miniatura giocata anni e anni e anni fa, forse non c'è neanche la data, fra Philidor, colui che ha inventato la difesa Philidor, contro un giocatore sconosciuto. Philidor questa volta però ha il bianco, quindi non può utilizzare lui la difesa Philidor, ma guarda un po' cosa fa l'avversario. Qui su questa mossa d'attacco oggi è risaputo che cavallo C6 è probabilmente la risposta migliore, ma l'avversario gioca D6, gioca la difesa Philidor. Allora, questa difesa, che è sicuramente considerata una difesa secondaria, se non minore, è molto utilizzata dai giocatori di basso punteggio perché dicono: senti, io ho visto che ogni volta che faccio cavallo C6 anziché D6, complicazioni, gambetti, mega gambetti, con pedone D6 ho un pedone che difende il mio pedone centrale e io non ho problemi. L'unico problema di pedone D6 è la chiusura di questo alfiere. Ma come ha mostrato il candidato maestro FIDE Luca Ballotti all'interno della nostra Accademia di Matto Scacco, all'interno del suo corso Come vincere con la difesa Philidor, perché lui gioca sistematicamente la difesa Philidor e ci ha pattato a 15 anni contro un grande maestro ed è diventato vice campione italiano under 18. Insomma, tanti successi con questa difesa. Perché? Perché questa difesa, se è vero che è secondaria, se è vero che è minore e se è vero soprattutto che è sottovalutata dal bianco, il bianco non ha una preparazione contro questa difesa che nella gran parte dei casi a mossa 3 risponderà con pedone di 4. Lì finisce la preparazione del bianco, mentre il nero invece se l'è studiata con cura e con calma. E all'interno del corso, il corso più completo probabilmente abbiamo sull'Accademia, c'è linea per linea, mossa per mossa, ma soprattutto idee strategiche su come manovrare da nero e sorprendere il bianco. Continuiamo. D4 per Philidor. E si continua con cavallo D7, sempre con l'idea di andare a difendere questo pedone. Arriva alfiere C4, ottimo sviluppo per i pezzi per Philidor, C6, anche questa è una mossa abbastanza tipica della difesa Philidor. Cavallo G5 arriva una sorta di attacco fegatello e ora però a questo punto può essere facilmente difeso per il nero grazie a cavallo in H6. Il cavallo in H6 tiene il punto H7 e sembra che i problemi per il nero siano finiti. Attenzione, qui secondo me c'è della genialità. Siamo a mossa 5 e qui c'è della genialità. Philidor gioca a 4, probabilmente per evitare espansioni sull'ala di donna, anche queste molto comuni all'interno della difesa Philidor. Alfiere in E7 e adesso c'è la genialità. Ricordati anche questa mossa a 4 fra poco, ricordatela. Allora qui una persona normale vede questo cavallo minacciato 2 volte perché ora c'è una batteria di donna più alfiere che attacca il cavallo, quindi se voglio rimanere in stile attaccante gioco H4 e la butto in caciara, altrimenti sono costretto a ritirare il cavallo, però una ritirata diciamo sempre una missione di colpa. E di conseguenza, che cosa fa il nostro amico Philidor? Tu dici, ma se sacrifico il cavallo qui, lui cattura, poi magari c'ho donna F3, però poi c'è poco da fare, perché sacrifico, cattura, donna F3, addirittura forse potrebbe anche arroccare, o torre F8, ha risolto tutti i suoi problemi il nero. Quindi, qual è la combinazione tattica stravincente? Alfiere F7 scacco. Ok, va bene. E il nero ovviamente è qui devi accettare il sacrificio e devi dire: secondo me ho valutato meglio io la posizione del mio avversario. Il nero va in vantaggio di un pezzo, ma questa volta Philidor sorprende con cavallo in E6. La donna ha 2 case per liberarsi e decide di andare in A5 con scacco. Dopo donna 5 scacco segue alfiere di 2 prendendo il tempo sulla donna
e donna B6 attaccando il punto in B2. Attenzione che segue A5 e attenzione che questa donna non ha molte case dove andare. La donna decide di andare a catturare su B2, ma dopo, signori, alfiere C3, la donna è in trappola. Questa casa è controllata dal pedone, questa casa dall'alfiere, questa casa dal pedone, tutta questa colonna ovviamente dalla torre. L'unica casa salvifica sembra essere B5, ma il nero abbandona perché in caso di donna B5 arriva la devastante cavallo in C7, favolosa. Vediamo se il bianco aveva delle possibilità di salvarsi prima. Torniamo a questa posizione quando il cavallo è andato ad attaccare la donna. Abbiamo visto cosa è successo dopo donna A5, abbiamo visto alfiere D2 e qui non ci sono case buone. Se la donna va in A6 si becca sempre l'attacco triplo, ma soprattutto il doppio re donna, e quindi è costretto ad andare in B6. Arriva sempre a 5. Prima il nero ha catturato subito qui, ma se il nero decide di andare ancora una volta, le uniche due case dove potrebbe andare la donna senza essere catturata nell'immediato sono una di queste due, ma comunque vada, sia che vada in B5 o che vada in A6, c'è sempre il doppio di cavallo. Quindi su donna A5 la donna è persa subito immediatamente. Su donna B6 idem, perché comunque avviene sempre la stessa continuazione, con pedone in A5 e la donna deve decidere se andare qua, qua o qua. Oh, scusa, no, qui non può neanche andare perché qui c'è ora l'alfiere, non siamo nella continuazione di prima. E quindi è matematicamente persa, donna 6, arriva a cavallo C7. Incredibile. E tutto, ragazzi, torniamo indietro, tutto grazie a questo pedone in A4 che poi è potuto andare in A5. Io penso che questa combinazione devastante in 11 mosse, solo un grande campione come Philidor, che ricordiamo essere uno dei primi grandi giocatori al mondo di scacchi, sia stata magistrale e favolosa. Spero che la partita vi sia piaciuta, noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao!